Petardi, fontanelle luminose, botti di Capodanno, un elemento immancabile dei veglioni di San Silvestro. Massima attenzione viene richiesta quando vengono accesi in casa e l'acquisto dei prodotti deve essere sicuro. I botti anch'essi quando vengono acquistati non devono essere acquistati in luoghi, in negozi non autorizzati alla vendita degli stessi, cioè a volte vengono comprati su bancarelle, che per carità può anche essere fatto. Anche lì dobbiamo verificare che siano botti con una corretta marcatura CE, quindi idonei ad un utilizzo domestico. A proposito dell'uso domestico, l'appello dei vigili del fuoco è quello di accendere petardi e botti sempre all'aperto. Tanti accorgimenti sono legati a come vengono utilizzati i botti, ovvero devono usualmente essere utilizzati all'aperto, devono essere utilizzati senza che vengano puntati su altre abitazioni oppure su autovetture, men che meno ovviamente su persone o animali, ma l'altra attenzione è che non devono, qualora vengano buttati all'aperto come viene normalmente fatto, non vengano buttati dove ci sono per esempio delle case con delle tende tirate, dei panni stesi. Massima cautela anche quando devono essere recuperati i botti inesplosi. E altra cosa importante, e questo lo dico prevalentemente per i bambini e i ragazzi, non raccogliere fuochi e botti inesplosi, perché potrebbero a loro volta invece attivarsi nel momento della raccolta, e se si vogliono raccogliere per eliminarli, smaltirli, è bene magari prima bagnarli in maniera che perdano, qualora questi non siano già stati precedentemente attivati, perdano la loro capacità di attivarsi.